Alessandria non è poi così lontana. Oh, 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 oh. Stiamo insieme 5 giorni a settimana, con la nostra allegria si farà un bel giro su e giù ma musicale. Oh, oh, oh. Busserò la porta della tua città. Piacere, piacere, c'è casa per i retti, canta con noi, momenti perfetti, vai con il coro, facciamo casino. Piacere, piacere, c'è casa per i retti, dammi la mano, stammi vicino, fammi conoscere la tua città. Manda i tuoi messaggi, foto, richieste, saluti a mamma. Ehi! Dimmi cosa cambia quando si ama e non si è amati, o si è amati e non si ama, cosa cambia? Dimmi cosa resta di un amore che finisce in un finale senza amore, cosa resta? Io farò le stesse cose, cambierò 3 volte al mese, rifarò gli stessi errori, quelli che ho lasciato fuori. Senza voltarmi chiederò amore e affetto a una ragazza di colore che mi dirà le stesse cose in una lingua che tu non puoi capire. Dimmi cosa cambia tra il passato ed il presente, dentro o fuori la coscienza della gente. Cambiano le mode, i discorsi e gli orizzonti,
Buonasera, buonasera e benvenuti. Sono andato a rispolverare un pezzo di qualche anno fa di Adriano Celentano e che brano, che testo avete cantato insieme a me. Secondo me non in tanti perché è un brano non proprio conosciuto, però a me piace. Lo sapete che Peireti ha questo vizio, ogni tanto va a prendere dei brani rinchiusi nei cassetti e le tira fuori, le fa ascoltare al suo pubblico. Ciao amici, 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, sì, quindi richieste, sì, quindi fotografie, quindi saluti, ma attenzione, lo sapete ormai, è anche il numero per vincere 50 euro. E in questo momento della trasmissione mi piace così tanto perché apro per l'ennesima volta questo cofanetto della profumeria Sinatra, Galerie de Botté, nel salotto di Torino in piazza San Carlo. Perché apro il cofanetto? Per farvi vedere la gift card del valore di 50 euro che potete anche questa sera portarvi a casa. È un gioco così bello, un gioco così semplice, lo potete fare tutti e potete vincere questo premio. Quindi in settimana andate a Torino, andate in piazza San Carlo, entrate nella profumeria e dite ho vinto la gift con Casa Peireti e potete comprarvi delle cose fantastiche. E poi facevo un pensiero, un profumo che comunque può costare 80-90 euro, lo pago 30-40 euro, semplicemente perché ho mandato un messaggio in Casa Peireti. E il messaggio deve avere un saluto, va bene, una richiesta, va benissimo, ma soprattutto il vostro nome e, perché no, sforzatevi anche un po' il vostro paese, ok? Mi raccomando, non valgono soltanto i messaggi che ho scritto ciao Peireti, perché restano messaggi nulli. Altra cosa fondamentale, attenzione, soltanto messaggi scritti, non valgono le fotografie. Allora siete pronti? Io lo so che siete lì davanti alla TV, davanti a Rete 7 pronti, già il messaggio avete scritto. Io lo so che avete già scritto il messaggio nel vostro cellulare, state aspettando il mio conto alla rovescia per premere invio ed entrare a far parte della ruota finale del terzo tempo. Quindi tutti i messaggi, per chi avesse perso le puntate precedenti, i primi messaggi dal mio via, 20 non di più, fanno parte della ruota finale che ne estrarrà uno tra i 20, il fortunato che si aggiudica la gift card della profumeria Sinatra. Allora amici, siete pronti? Dai, la taglio corta. E 3... Ma che ti ho visto, hai già schiacciato, non vale? Sì, già premuto, invio, non vale. Devo finire, devo dare il via, ok? Dai, 3, 2, 1... Da adesso 20 messaggi, i primi 20 che arrivano si aggiudicano la possibilità di entrare a far parte della ruota, anzi si aggiudicano proprio la ruota e poi andiamo a estrarne uno. E lo so che poi nel terzo tempo siete lì, magari avete letto il vostro messaggio col numerino sopra, siete arrivati, no? Nei primi 20, quindi bravi a prescindere, e siete lì che aspettate questa ruota che gira e secondo me un po' di tremarella in quel momento vi viene. Tremarella. Come tirarti una molla mi viene
secondo tempo ci sarà qui con me una delle voci più belle della Valpellice, del Piemonte, d'Italia, d'Europa, del mondo, dello spazio, dell'universo, eccetera, eccetera. Il nostro Gino Ginetto è pronto, ci farà ascoltare dei brani come L'acrobata di Zarrillo, Michelina dedicata a mia sorella dei Nomadi, poi faremo un pezzo di Pu insieme De André, cioè ci ha preparato una scaletta Gino Ginetto bellissima. Perché ridi Gino Ginetto? Perché Gino Ginetto non ti piace. Dove non piace? Non ti piace Gino Ginetto? Sì, no? Cosa fai? Cosa c'è? Andiamo avanti con la musica, però diamo spazio. No, non accetto, mi vuole appagare per ciò che ho detto. No, ma io ciò che dico in Casa Peretti penso e i miei amici lo sanno. Sono le 20:14. Mi raccomando, 348 80 40 254 i messaggi con fotografie per partecipare al gioco, richieste, saluti e Ma a proposito di richieste, Paolino, buon lavoro innanzitutto. Mi fai leggere un po' di richieste arrivate ieri? Nel frattempo ne stiamo preparando tante delle vostre richieste. Non vi lamentate se non arrivano il giorno dopo, perché ci va del tempo per soprattutto imparare le canzoni che uno non sa. Ciao, sono Pietro da Pinerolo, mi piacerebbe sentire Renato Zero. Innanzitutto salutiamo tutta Pinerolo, salutiamo tutti quelli che si chiamano Pietro, ma non è l'unico messaggio di Renato Zero, l'unica richiesta su Renato Zero arrivata, bensì un'altra che è questa. Ciao a tutti, potete cantare Cercami Renato Zero, Gabriella di Alpignano, provincia di Torino, grazie. E quindi accontentiamo questi due amici con il brano di Renato Zero, Cercami. Dedicatissima. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu cercami con la volontà e l'impegno. Reinventami. E che canzone che ha richiesto, bellissima. Grazie. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so. Il pagliaccio di sempre, ma anche quello era amore. Però questa vita già puliti già troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono
non smettete di guardare Casa Peiretti, Finisce qui il primo tempo, poi qui con me Gino Ginetto con tante belle canzoni. Andremo a leggere tutti i messaggi, andremo a vedere i 20 classificati, andremo a giocare, quindi un'altra grande puntata da passare insieme in diretta. 20 e 21, precisissimi. Pubblicità, non cambiate canale. No. Gino! Ciao a tutti! Passano, le mode, i tempi cambiano, canzoni e ritmi nascono, cantanti nuovi, come farò a stare a galla non so. Torno sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, tutto alla rovescia. Ecco cos'è, diciamo la verità. Io scandalizzavo quando mi muovevo, oggi me lo dici tu. Chi si scandalizza più? Tutte marionette, col cuore di stracci, senza amore e pietà. E allora guardati allo specchio, levati la maschera, ed ecco saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, e se ci proverete la vita così avrà un valore per voi. Passano, le mode, i tempi cambiano, canzoni e ritmi nascono, cantanti nuovi, come farò a stare a galla non so. Vai Gino! E vai! Ciao Sandra! Guardati allo specchio, levati la maschera, ed ecco saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat, e se ci proverete la vita così avrà un valore per voi. Passano, le mode, i tempi cambiano, canzoni e ritmi nascono, cantanti nuovi. Cosa ragazzi non so. Che non è vero niente. Non è vero, no, è vero ciò che dico io, che tu sei una delle più voci più belle, del Piemonte, ma non è vero che mi paga per dirlo, perché non c'è nessuno che mi pagherà mai per dire qualsiasi cosa, perché io sono un uomo libero, come direbbe Celentano, visto che abbiamo già fatto 2 canzoni di Celentano. Sono un uomo libero, né destra né sinistra, niente, anche centro, niente. Quindi 348 80 40 254 i numeri a sto punto anche per fare delle richieste al buon Gino, dei saluti soprattutto. Ma prima di andare avanti, so che devi fare dei saluti tu, altrimenti poi non ti fanno entrare in casa. Ariel ed Elodie. Beh, ma non lo dico così, un po' più allegro. Ariel, Elodie, vai. Ciao Ariel, ciao Elodie. Così, sai com'è. Ragazzi, andiamo avanti con la musica qui in Casa Peiretti con un brano bellissimo di Michele Zarrillo, il più bello che ha scritto. Andremo anche a vedere delle immagini stupende del Cirque du Soleil e arriva l'acrobata.
in silenzio quassù e rete no, ma cresce il tamburo nel blu e mi lancerò e fermano il fiato per me, ma li stupirò nel cerchio che poi nel vuoto farò. E case, la gente, vie lontane laggiù, gli errori degli uomini qui non contano più, la soglia del male che in noi io supererò e fino in platea ti raggiungerò. Amore che devo inventare, io come i poeti e gli uccelli qui a terra, equilibrio no, ma il cuore mi spinge a rischiare, su questo filo attaccato alla luna ogni sera vivrò, morendo davanti ai tuoi occhi, al tuo seno mi libererò nel volo che so. Accarezzo il tuo grano e poi su nell'immensità, qualunque promessa sarà più vera e da qua. Lunghi secondi finché dimenticherò che un uomo quassù restare non può. Amore che devo inventare, io come i bambini e gli acrobati a terra, un mio senso no, ma il cuore mi spinge a rischiare e su questo trapezio che passa ogni sera e non torna mai più, e che tenerezza afferrarti le mani, portarti nel blu, non scendere più. Perdonami questa bugia più grande di noi, ma come vorrei portarti lassù. Scendere più. Grazie Zarrillo. Bravo, bravo Gino. Se sei d'accordo, mio caro Gino, andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui, compresi i 20 in gara. Eccoli lì. Quindi vai Paolo in regia. Inizia da dove vuoi, da dove vuoi. Tutti. Andiamo un po' a vedere
se nostro Paolino è sempre pronto. Allora, questi ricordo che non avendo il numero sono arrivati prima del mio conteggio. Ciao Enrico, sempre bravi, anche il tuo ospite solo è sempre Nomadi. Mi conoscono già. Oh già, ma per forza, legano te ai grandi Nomadi. Ogni sera si ascolta tanta bella musica, lo dice Dani, e noi ringraziamo Dani, salutiamo tutta Alessandria, grazie davvero. Puoi anche togliere il karaoke se vuoi Paolo, grazie. E poi andiamo avanti con, vediamo un po'. Io sono Bubu da Torino. Ciao Enrico, da Daniele. Se puoi cantare tu di Tozzi, va bene, la mettiamo in programma. Poi che fa vedere che è un maschietto. È un maschietto, proprio sì. Lo fa vedere Sì, bene. sì, Proprio sì. non ci sono dubbi. Non è uno sciazzo. Non è uno sciazzo. Vabbè, dai, questa è una cosa vecchia. È una cosa Ciao vecchia. Mitico Peretti, potresti farmi la canzone Pippo non lo sa? Un saluto da Alex San Giacomo di Roburente. Pippo non lo sa. Vabbè, dai. Quando passa ride tutto. La mettiamo in programma. Grazie Giacomo. Ciao Alex San Giacomo di Roburente. Andiamo avanti con ciao Enrico, ciao a tutti voi. Ci piacerebbe sentire degli stadio. Abbiamo vinto il Festival di Sanremo. Un abbraccio grande Stefano Gabriele Milli. Post ha scritto stasera ci accontentiamo così. Io invece dopo cena sai cosa faccio? Mi faccio un tè caldo. E guarda lì che belle linguine coi funghi porcini. Io c'ho il tè caldo stasera. Il dottore dice che devo prendere il tè caldo. Buonasera a tutti amici di Casa Peretti. Ciao Enrico, in Casa Peretti c'è sempre buona musica. Grazie Enrico, grazie Collegno. Ciao. Pensate, questi prima hanno scritto prima. Sto cantando con voi, grazie. Ciao da Elena. Brava grazie Elena, brava. Fai bene. Perché fa bene cantare con Casa Peretti. Ciao a tutti, volevo dedicare una canzone, quella che volete a mia moglie Michela, che ogni giorno si prende cura di me. Michela ti dice qualcosa? Dopo dedichiamo un brano. Grazie, ti amo da Gianni da Torino. Ciao e grazie. Che bella questa cosa, che si prende cura. Complimenti a tutte e due. Complimenti Michela e complimenti a Gianni. Grazie. Ciao, Combriccola di Rete 7, da Mauro e Roberta di Rivalta di Torino. Ciao ragazzi, grazie. Combriccola. Attenzione, entra da questo momento in poi per 20 messaggi sono i numeri protagonisti, quindi i messaggi protagonisti della ruota finale. Ciao Enrico, tanti saluti da Gabbianella, Gabriella da Torino. Ciao Brava, Gabriella. Gabri. Al numero 1, mentre al numero 2 abbiamo ciao Casaperetti, saluti da Chic, Furbi, Stella, Sandro, Alice, Paola da Coggiola, Biella. Ulo. Sei già stato a Coggiola o Coggiola? Coggiola, sì. Al numero 3 abbiamo Nadia di Alessandria che ci scrive ciao Enrico, un saluto a tutti voi di Casaperetti da Nadia. Ciao Nadia, grazie. Ti sei classificata e hai lo spicchio col numero 3, mentre lo spicchio col 4 se lo aggiudica Giovanni d'Alessandria. Grandissimo inizio come sempre, viva Casa Peretti. Grazie Giovanni, grazie davvero. Ci ascoltano in tanti d'Alessandria, Sì, mentre al direi di 5 abbiamo Milena. Ciao, è molto bello, è presente il brano di Celentano. Grazie Milena, grazie. Mentre sulla ruota al numero 6 abbiamo Deborah, Carlo e Giorgia da Moncaglieri che ci scrivono ciao Enrico, sei un bravissimo cantante, intrattenitore, ti guardiamo tutte le sere, questo mi fa proprio piacere Benissimo. piacere che io riesco a far parte anche se per un po' della vostra quotidianità, della vostra vita. Biella di è il nuovo. regalo più bello. Al numero 7 Caterina da Biella, un saluto a tutti, ciao Caterina, grazie. Mentre l'ottavo spicchio della nostra ruota magica, ciao a tutti voi di Casa Peretti, complimenti per la sigla di apertura molto simpatica, un caro saluto da Marina di Corio Canavese. Ciao Marina. Al numero 8, mentre con il numero 9, ciao Enrico, buona serata e buon appetito a tutti, Alessandro da Venaria Reale. Grazie Alessandro. Ricordo che i numerini scritti in alto si possono aggiudicare un gift card del valore di 50 euro della profumeria Sinatra. Al numero 10 abbiamo ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, buona serata da Antonio Primicelli di Rivalta. Ciao Antonio, grazie. Mentre andiamo avanti, ciao Enrico, sei sempre una bella compagnia ogni sera. Alex da Castelnuovo Don Bosco. Ciao Castelnuovo, grazie Alex. 12° classificato, ciao da Federica Roberto da Cuneo. Ciao Cuneo. Hai notato che stiamo riempiendo tutto il Piemonte? Tutto. Ciao Enrico, anche se piove ci rendi felici con le tue canzoni. Un abbraccio Silvia Mottalciata col numero 13, mentre col numero 14 abbiamo ciao Enrico, mi fai sentire la canzone Il Pastore Serafino, Maurizio di Volvera, la sto mettendo giù, Già oggi ne ho cantate un pezzettino, arriverà nel giro di 3 o 4 giorni. 15° classificato, ciao a tutti, volevo dedicare una canzone, quella che volete a mia moglie Michela, che ogni giorno si prende cura di me. Grazie, ti amo, Gianni da Torino, ciao e grazie. L'ha rimandato per far parte del gioco, va bene regia, ok. Al 16° posto abbiamo... Ok. 16° volta, un'ora spensierata con voi, vale tantissimo. Giovanni e Titti da San Secondo, grazie.
Grazie, lasciamo i problemi fuori da questa stanza di Luserna San Giovanni e noi godiamo della musica, che è la cosa più bella della vita. Buona serata amico nostro da Tino e Beta, che si aggiudicano lo spicchio numero 17, mentre al numero 18 abbiamo, ciao Enrico, bravissimo come sempre, un abbraccio, Tati da Barge, che si aggiudica il 18° spicchio, al 19° solo più 2 in concorso. Abbiamo, buona serata a voi tutti, Enrico, siete sempre super da Piero Latino di Gressonetti. Ricordi di Naia con il mulo raspante, sono passati 40 anni, per i giovani andrebbe bene. A chi lo dici? Insomma ragazzi, io non lo so. Leva sì, leva no, questa foto c'è. Ecco il mulo! Ecco il mulo! Viva il mulo! Già. Attenzione, 20ª posizione, buona serata a tutti, da Katia da Bagnolo, un abbraccio, sto coi messaggi, gli altri andremo a finirli nel terzo tempo, ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo /3 e poi entriamo in onda con la ruota magica e ancora una canzone dei Nomadi bellissima, che posso dedicare a mia sorella che si chiama Michela, ma certo, tutte le Michela anche il messaggio che c'era prima. Esatto. Allora, molto bene, fermiamo subito, ma dopo la pubblicità arriva la ruota magica, pubblicità. Eccoci qua, tornati in onda. Stavo pensando, Paolo in regia, che hanno già vinto 5 in 5 puntate, 5 premi, 3 sono andati a Torino. Un premio sempre del valore di 50 euro è andato a Brandizzo e uno a Bricherasio. Chissà questa sera chi vincerà la gift card delle profumerie Sinatra Galleria de Bottè in Torino. E facciamo entrare la ruota, eccola qui. Oilala, quando dico ruota mi viene sempre in mente oilala. Ecco, questa è la gift card, bravo Paolo, esatto. Rifacciamola vedere, ma adesso diamo modo di entrare in onda proprio con la ruota. Eccola qui. Attenzione, no, ci tengo a ribadire l'ora esatta perché poi dicono secondo tempo e tutto. 20:45, ok? 20:45 e arriva la ruota, al mio 3 girerà e andremo a scoprire chi ha vinto la gift card da 50 euro delle profumerie Sinatra. E 3, e 2, e 1, vai Paolo! Al numero 14, vediamo un po' chi è il numero 14, dove andiamo a consegnare la gift card questa sera a Volvera. Ciao Enrico, mi fai sentire la canzone Pastore Serafino, Maurizio di Volvera. Bravo Maurizio, hai vinto la gift card delle profumerie Sinatra Galleria de Bottè in Torino del valore di 50 euro. Vieni Ginetto, vieni, hai visto che l'hanno vinta? Hai visto? La vincono tutte le sere, perché non è un quiz, basta che mandi un messaggio. Se io mando il messaggio sì, lo vinco anch'io. Vabbè, se tu mandi un messaggio, ma devi essere veloce, perché io in quel secondo dove faccio 3, 2, 1 via, nel giro di 3-4 secondi alla regia arrivano i 20 messaggi. Ecco. Quindi a volte tu lo mandi subito, poi si ferma un po' nell'etere e arriva con quel 3 secondi di ritardo. Ciao. Senti, visto che sei qua, non possiamo non andare a cantare un brano dei Nomadi, un brano che è bellissimo. È un brano che tutte le volte che vado a sentire il Sesto Senso mi vedono e partono con Michelina. Dedicata a tutte le Michele, Micheline, Michelini. Andiamo anche un po' sull'atmosfera reggae alla Bob Marley. Esatto. Fischia il treno dell'Oriente, corre sputa sui binari, il suo fumo è stravagante e gli odori leggendari. Spinge forte nel tuo diario, dentro il sogno più nascosto, scritto già in perfetto orario, voglio amore ad ogni costo. Nell'armadio della notte son rinchiuse le tue stelle e di mandorle una pioggia Michelina è sulla pelle. Un passaggio della vita, l'esplosivo è già tagliato, la tua pelle nella seta sta fiorendo ad ogni lato. Anche se col Sesto Senso che ti fanno il coro,
va bene anche con Salutiamo te. in Sesto Senso. Ciao ciao ragazzi. Sbuca il treno dell'Oriente con le fauci sui binari. Il tuo viaggio è più importante e i percorsi legionari. 3 vestiti annuvolati, la tua felpa più sbiadita, i profumi saporiti, gli alambicchi della vita. Già sei diventata donna, dopo il bosco la pianura, oltre l'orlo della gonna, come morde l'avventura. Ricorri sulla frana e ti accorgi molto presto che la vita a volte è strana, dopo la pianura al bosco. Michelina, Alla voce Gino! Che bella canzone! Enrico! Che bella canzone, adesso andiamo a finire tutti i messaggi, ma proprio tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai Paolo, gran lavoro anche questa sera. Bellissimo il treno dietro, era l'Orient Express. Bello, 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 bravo Paolino. Ciao Casaperetti, vorrei ascoltare Celeste Nostalgia di Cocciante, Daniela Dabella, bello. Celeste Nostalgia, dai, la mettiamo su, dammi tempo, un paio di puntate e vediamo di farla. Ok, vai regia, togli pure il karaoke, grazie. Andiamo avanti con ciao, ti voglio bene, Michele da Novara, anche io, anche noi te ne vogliamo Miki. Un abbraccio fortissimo a tutta Novara e anche a te. Vorremmo dedicare Cobra di Donatella Rettore ad Aldo Capomastro di Busca, da Fabio, Lisa, Luca e Daniela. Quindi ci va una voce femminile. Se per voi va bene la facciamo lunedì o venerdì. Adesso vediamo. Venerdì ci sarà qua con me Valentina, lunedì ci sarà qua Alessia, domani sera invece l'uomo dal papillon d'oro, Claudio Jackie Music. Quindi arriverà nel giro di 3 puntate, arriverà anche il Cobra. Non è un serpente, Una bici fetente. Ciao Enrico, ti seguiamo sempre. Questa nuova veste di Casaperetti ci piace molto. Puoi cantare qualcosa di Tozzi? Maria, Alessio, Lorenzo, va bene? Domani sera, dedicata a voi. Faccio un brano di Tozzi che mi piace così tanto. Aspetta, dopo mi viene. Bellissima interpretazione di Cercami, bravissimo Francesca Lorenzo da Torino. Ciao ragazzi, grazie. Grazie. Ciao Ginetto. Puoi fare Cammina dei mitici nomadi, grazie La prossima volta sarà vostra. Salutiamo Giuliano e tutta San Germano Grazie Chisone. San Germano e Chisone. Bravissimi Enrico, bravi, mi fate uomini soli, ancora complimenti da Vinovo, lo dice Paolo, va bene, la mettiamo in programma, i Pooh arrivano sempre, per di più dopo abbiamo un altro brano di Pooh. Stupendo brano di Zarrillo, ben interpretato da Gino, mi è venuta la pelle d'oca, sarà perché è un brano che mi piace tantissimo, lo dice Tino da Volvera. Grazie Tino. A Sfalabin. Meno male. Sfalabin. E poi andiamo avanti con i messaggi. Vediamo un po' dopo Tino di Volvera chi ci ha scritto, chi ci scriverà o chi è. Ciao Enrico, ciao Gino, bravi tutti e due come sempre. Prossimamente mi fareste ascoltare Certe notti di Luciano Ligabue. Va bene Luciano, magari già anche domani sera, che è un brano che so che Claudio fa e lo fa anche volentieri. Quindi domani sera con tanto di dedica, se Claudio è all'ascolto, preparala. Senti che bel ritmo comunque il reggae. Mi ricorda la mia infanzia, la mia punto gialla cabro. Ciao Casaperetti, alla famiglia Cermelli, dalla famiglia Cermelli di Alessandria. Ciao Cermelli, grazie. Viva Alessandria. Da Torino a Luserna è un po' più in là, Alessandria non è poi così lontana. Ciao, sono Tommy, vi voglio bene. Grazie ciao. Tommy, anche noi, tanto di cuoricino a Tommy. Grazie Tommy. Ciao amici Casaperetti, ciao Enrico, in Casaperetti c'è sempre buona musica, grazie Enrico, grazie. Anche se questo messaggio forse l'abbiamo già letto, comunque ci fa piacere ciò che scritto. Ciao a tutti, anche se fuori piove in Casaperetti brilla sempre il sole e il buon umore. Grazie Andrea, noi ci proviamo, non è che sempre, però
insomma, se già parti con l'idea di creare allegria e un'emozione, cioè, È buono. siamo già a metà. Esatto. Ricordo che sabato sera, per chi volesse venirmi a sentire, incontrare, ballare, baciate, salse, discoteca, sentire un po' Peretti, 4-5 canzoni le canta, sono da Rosso Pachino, Quando vuoi si potrebbe sentire Pensiero. Ciao Flavio! Stupendo. Pensiero stupendo, grazie e ciao Gino dal Principato di Monaco. Monaco. E io Wow. so chi è questo. È un po' che ci scrivono dal Principato di Monaco. Vabbè, comunque è un po' che ci scrivono dal Principato di Monaco. Ho degli amici anche là. Lo so. Il prossimo brano è un'avventura, non quella di Battisti. Ma a volte voglio introdurlo così. Gino, ti è mai successo di dire a una donna: scusami, ma sei bella, hai tutta la vita davanti, ma non sono innamorato di te, io non ce la faccio a inventare una storia d'amore se il cuore non è collegato. Ti è mai successo? Devo essere sincero? Sì. No. Non ti è mai successo? No. Quindi tu Io ho sempre dato l'ok. hai sempre amato, diciamo così, che Ho sempre dato l'ok. è molto più fine. Hai sempre amato tanto. No, anche perché se poi sentono che ho detto no, guarda culo lì, ogni lasciate persa. No, non è vero. No, secondo me la prossima canzone è un testo particolare, perché non succede a tutti gli uomini, sicuro, di ammettere e addirittura chiedere: che guarda, pensano. scusami, ma nel mio futuro non ci sei. Però con uno scusami davanti Cambia tutto. ha sempre quel qualcosina in più. Scusami, con te non posso fingere, non si comanda il cuore e tu non sei nel mio. Sai, capita anche agli uomini, l'amore c'è o non c'è. Scusami, ma il genio della lampada che cambia la mia vita, se esiste non sei tu, è un pugno nello stomaco, ma io ti dico no. Hai tutto da vivere tu, sei bella fuori e dentro, sei tutto e di più. Un pessimo affare sarei, non mi rimpiangerai. Hai tutti i domani che vuoi, al tuo pianeta donna farei solo guai. Che cosa mi perdo lo so, ma io ti dico no. Tieniti per giorni memorabili, per scene più di amore, per chi assomiglia a te. Sei pronta da raccogliere, ma io ti dico no. Io sogno lontano da me e forse chi mi invento da sempre non c'è. Tu invece sei vera e sei tu e meriti di più. Sei aria pulita e vedrai, se ami la tua vita anche lei ti amerà. Che cosa mi perdo lo so, ma io ti dico no. Scusami, viaggio senza regole, però non so rubare, l'amore c'è o non c'è. Scusami, sarà fatto.
posso rubare, l'amore c'è o non c'è, non tutti lo confessano, ricordati di me. Alla voce per voi Gino! Grazie, Bravo Gino, grande, ciao, grazie grande anche a puntata te, insieme. grazie. Vi ricordo ancora l'appuntamento di sabato sera, prenotate la vostra cena da Rosso Pachino, canterò per voi, ma soprattutto vi farò ballare latinoamericano, discoteca, perché no, anche qualche mazurka, valzer, liscio, polka, di tutto e di più. Grazie, grazie Paolo della locandina, bravissimo, tempestivo come sempre. Andiamolo ancora a vedere una volta Rosso Pachino, sabato sera, prenotate la vostra cena e insomma cena in musica con Enrico Peiretti. Ragazzi, è stata una bella puntata, ricordo che domani sera qui l'uomo dal Papillon d'Oro, Claudio Jackie Music. Se volete rivedere questa 21:30 canale 83 Piemonte Più, questa notte alle 4:15 su Rete 7 sempre sul canale 13, da domani cercatela su YouTube. Io credo che ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire, quindi se vi siete divertiti, come ho detto prima, dite in giro cos'è Casa Peretti. Ci vediamo domani, nuovo gioco, altri 50 euro in premio. Dica! Ciao a tutti! Ciao! Piacere, c'è Casa Peiretti, canta con noi, momenti perfetti, vai con il coro, facciamo casino. Piacere, c'è Casa Peiretti, dammi la mano, stammi vicino, fammi conoscere la tua città. Manda i tuoi messaggi, foto richieste, saluti a mamma.